Bentornati a bordo la crociera della musica, arte e cultura napoletana. Continua il suo viaggio e vi stava aspettando per quello che è ormai il suo diario settimanale. La crociera della musica, arte e cultura napoletana ha toccato come ultimo porto quello di Genova. Ora ci stiamo avviando però verso il rientro. Questo di certo non significa che il nostro viaggio sta terminando, anzi, nelle prossime ore ci attendono ancora tanti momenti da vivere insieme, naturalmente da raccontare a voi che ci seguite da casa. La scorsa puntata vi avevamo parlato di chi da oltre 20 anni ha capito come il sapere partenopeo lo si possa trovare davvero ovunque. Questa volta però non parliamo di Francesco Spinosa, bensì di questo signore qui, che da prima ancora che nascesse la crociera della musica, arte e cultura salpa i mari del Mediterraneo con la Scoop Travel. Sono 22, più di 22 crociere, li faccio tutte a una fratellanza, tra lui, Clementina e Salvatore. Sono una famiglia amica, quindi io disse a lui, fino che io sono vivo, 90 anni, verso 90 anni, se il Dio mi dà la vita, la crociera non l'abbandona mai, se a voi e se a voi tutta la famiglia, perché io sono appassionato della canzone antica napoletana, a cominciare da Sergio Bruni, Franco Ricci, a tutti. Un recordman delle crociere che negli anni di viaggio ne ha vissute talmente tante che ci potrebbe scrivere un libro e nella musica napoletana vede un po' la colonna sonora della sua vita, così come Luciano Capurro. È un'esperienza meravigliosa, ho già vissuto lo scorso anno, quest'anno abbiamo bissato. I motivi sono tanti. Innanzitutto il concetto principale è quello di portare appunto la nostra tradizione in giro per il Mediterraneo e gli scambi culturali che ci sono quando scendiamo a terra e poi avere un pubblico che insomma prenota proprio questo viaggio, oltre che per vivere le bellezze chiaramente della navigazione, ma anche per creare una grande famiglia attorno a questa tradizione che noi dobbiamo comunque portare sempre avanti e rinnovarla. Io porto un cognome famoso, pronipote del grande poeta Giovanni, che ha scritto l'inno nazionale italiano del mondo. Sui ponti di questa crociera tanti sono gli artisti che sono passati in questi anni, da Dino D'Angelo a Sar Da Vinci, ma c'è anche chi quest'anno ha fatto il suo esordio. Sono stato battezzato anch'io da Francesco Spinosa, finalmente, sono contentissimo, onoratissimo di questa esperienza, e poi tutto questo è meraviglioso, mi sono divertito mi sto divertendo come un pazzo, poi è fantastico perché frequenti, conosci coloro che poi ti verranno a vedere e quindi nasce veramente uno spirito goliardico, entusiastico e di cultura poi perché c'è la presenza chiaramente del maestro che tutti conosciamo, Amedeo Colella. E quindi possiamo proprio dire che prima di tutti, quando nella mente di Francesco Spinosa l'idea di una crociera per esportare il sapere partenopeo era forse ancora una lucina informe, c'era lui, il nostro recordman. Più di 20 anni, 22 anni, saranno di più, che io ho frequentato quando le prime puntate ho fatto con Antonello Rondini, Mari Maglione e Monica Sannella, che ora dopo tanti anni incontro Monica Sannella un'altra volta. E una giovane, anzi voglio prendere in posto una fotografia, proprio per mi ricordare quando abbiamo incominciato e quando il Signore ci dà la vita. Abbiamo sentito nominare Monica Sarnelli e proprio lei è uno dei volti storici della crociera e ormai con il suo pubblico ha creato un rapporto unico. Ci sono proprio degli affezionati che vengono da molti anni e devo dire che è stato bello rincontrarli, anche perché insomma amano veramente la canzone napoletana e quindi me ne accorgo dalle domande, dalle richieste che mi fanno, quindi molto bello portare in giro per il mondo la canzone napoletana. Emozioni, cultura, divertimento, la crociera della musica, arte e cultura napoletana non smette di stupirci e voi siete curiosi di scoprire cosa ci attende? E allora continuate a seguirci, ci vediamo nella prossima puntata.